Buon pomeriggio, seconda puntata del 2025 di Preview, la nostra anteprima sugli avvenimenti sportivi, soprattutto sul calcio di Serie C, fari puntati ovviamente come sempre sul Catania, in questo caso sul mercato, ma parleremo tanto anche di futsal, di calcio a 5. Lo facciamo con i miei ospiti in studio, a partire alla mia sinistra da Carlo Breve. Ciao Carlo. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio e tanti complimenti al presidente della Meta Catania, Enrico Musumeci. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E ben trovato ovviamente al nostro Ermanno Florio, il mago delle tattiche. Ciao Ermanno. Buon pomeriggio a tutti. A proposito di magie, caro presidente, la facciamo vedere? La facciamo vedere questa coppa bellissima che è la Supercoppa vinta dalla Meta Catania, che l'abbiamo qua in studio. Io l'ho anche sollevata poco fa, pesa 1,5 quintali, però vabbè, questa parte... A noi pesa poco. A parte questo, a voi pesa pochissimo. Pesa pochissimo, è stata una vittoria bella, vissuta per di più a Catania, con due risultati incredibili, 7-1 con Lecco, 8-2 con Napoli, insomma una vittoria schiacciante e meritata in questa Supercoppa italiana. Sì, siamo arrivati bene all'appuntamento, ma mi piace dire che è arrivata bene Catania, abbiamo avuto la fortuna di avere 3 giorni di sole, quindi tutti i dirigenti del Lecco, i presidenti, i giocatori, gli allenatori, la FIGC, la divisione calcio e 5 hanno passato 3 giorni splendidi nella nostra città, hanno apprezzato il centro storico, hanno apprezzato i nostri arancini e i nostri ristoranti, il pubblico è stato quello delle grandi occasioni e ancora una volta Catania, devo dire anche grazie al calcio a 5 e alla Meta, fa una grandissima bella figura a livello nazionale. Poi arriviamo bene all'appuntamento, vinciamo la semifinale con la squadra di 2 Elite che è il Lecco, che aveva vinto la Coppa Divisione, arriviamo in finale in uno stato di forma, come dire, eccezionale, è stata una grandissima partita e un grande risultato. Ne parleremo diffusamente fra pochissimo, perché io prima devo andare dalla nostra Anna. Ciao Anna, buon pomeriggio anche a te. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutto lo studio. Io, come ogni puntata, vi ricordo che potete interagire con noi scrivendo il numero in sovraimpressione. Allora Anna, io resto da te direttamente, perché così andiamo a dare subito uno sguardo, come facciamo sempre, a quello che è il programma della Serie C per questo weekend e poi torniamo nuovamente a parlare sia di calcio che di calcio a 5. Inizia questa sera la 22esima giornata di campionato alle 20:30 con Altamura Sorrento, domani alle 15 Taranto Messina, alle 17:30 Casertana Picerno. 12 gennaio alle 15 2 partite, Catania Juventus Next Gen e Trapani Crotone, alle 17:30 Latina Turris, alle 19:30 Potenza Benevento, lunedì 13 gennaio alle 20:30 Cavese Giuliano, Cerignola Avellino e Monopoli Foggia. Passiamo subito alla classifica. Benevento con 43 punti sempre in testa, segue Monopoli 41, Cerignola 38, Avellino Potenza 36, Crotone 33, Catania Giuliano 31, Trapani Picerno 29, Sorrento 27, Altamura 26, Cavese Foggia 25, Latina 23. Juventus Next Gen 21, Casertana 20, Messina 16, Turris 12 e chiude la classifica il Taranto con 3 punti. Grazie Anna, ritorno da te fra poco e torneremo anche al calcio fra poco. Io volevo tornare ancora dal presidente Enrico Musumeci perché prima l'ho quasi interrotta mentre parlava di questa grande impresa. Noi possiamo vedere anche le immagini proprio del momento in cui questa coppa enorme, insomma, che abbiamo sollevato prima è stata sollevata dal capitano durante proprio i festeggiamenti subito dopo la partita. Sono immagini che è sempre bello riguardare, no? Immagino, Presidente. Assolutamente sì, sono sempre immagini emozionanti. Prima mi emozionavo sempre quando vedevo il giorno della vittoria dello scudetto, ora ho 2 video per cui mi emoziono, quindi anche la Supercoppa, e mi auguro di rivivere questi momenti ancora di più. Prima ci stava raccontando un po' delle partite, no? Di come sono state queste partite, sì. Perché i risultati hanno detto, insomma, come è andata la gara, e ricordiamo che la Meta Catania è anche campione d'Italia, ricordiamo che sta avendo un tour de force incredibile, ne parleremo anche durante la trasmissione. Abbiamo anche da vedere qualche gol di questa finale, di questo 8-2 con Napoli, di un dominio che è partito subito, fin dalle prime battute dell'incontro.
Fortunatamente sì. Si vede, no, non le chiediamo di ricommentare la partita, Presidente. Ci dica le sue sensazioni di quel momento, e mentre vedeva questo incontro che già è andato sul 5-1, mi pare, dopo il primo tempo, giusto? Sì, subito siamo partiti forti e devo dire che questa cosa, un po' giocavamo in casa, un po' il Napoli non si aspettava una partenza così sprint e abbiamo messo subito la palla dentro. Tra l'altro, come diceva il nostro mister, quando parti forte e su 6 palle gol, 5 le metti dentro con grandissime giocate, perché i primi 4-5 gol sono stati di grandissima fattura. 5 gol veramente di grande fattura, quindi viene tutto più facile. E ne parleremo, ne continueremo a parlare di Meta Catania. Io vado invece a Carlo Breve, perché fra poco avremo anche un ospite collegato con noi. Carlo, andiamo dal calcio a 5, dal futsal al calcio. Cosa deve fare il Catania per imitare? Dovrebbe vincere la Supercoppa, un po' difficile, andiamoci piano, almeno per tentare di portare a casa i 3 punti con la Juventus. Next Gen. Sicuramente arriva l'avversario peggiore che il Catania potesse incontrare in questo momento. Squadra in grandissima forma, la Juve, Under 23, ben allenata nel momento migliore della stagione, e il Catania arriva in un momento in cui ha le ossa un pochino rotte, ma proprio in questi momenti secondo me si vede il valore di un allenatore, quindi diamo fiducia a Toscano. Credo che abbia lavorato bene sulla mente dei giocatori, perché dovrà lavorare bene in questa settimana, avrà dovuto lavorare bene sulla testa dei giocatori, perché la sconfitta di Benevento è stata veramente pesante e potrebbe aver lasciato il segno. Per di più siamo in un periodo anche di mercato, in un momento particolare del campionato. Di questo ne voglio parlare anche con il collega della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Tanto piacere, Nicola, di averti nuovamente collegato con noi. Buongiorno, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio, scusate il collegamento di fortuna dalla macchina, ma sono in viaggio per andare a Milano e mi sono fermato per partecipare. Diciamo che dilla giusta, Nicola, ti abbiamo rapito, diciamo, per questi 10 minuti e tu con grande amicizia hai deciso di darci le tue pillole di saggezza in questa trasmissione. Ti chiedo subito, tu hai fatto una bella inchiesta, un articolo anche sugli ingaggi, sul monte ingaggi che vede il Catania al primo posto in Serie C. È un caso che dietro il Catania ci siano altre squadre del girone C, cioè la domanda è molto più difficile vincere nel girone C rispetto che negli altri 2 gironi della Serie C? Sicuramente, perché è il girone che mette in campo più proprietà importanti, più squadre ambiziose, e quindi di natura è sempre un girone particolarmente complicato. Ridurlo solo ai dati diffusi dalla Lega sui monti ingaggi è un po' riduttivo, perché quella tabella chiaramente va letta in maniera particolare, cioè il Catania è vero che è in cima alla lista, ma non è che quegli 11 e passa milioni vanno in campo, a differenza di altre squadre che quello spendono e quello mandano in campo, per essere riduttivi, no? Ecco, il Catania ha anche dei contratti che sono riferiti a giocatori fuori rosa, a giocatori che sono stati ceduti, quindi gli viene pagato l'incentivo all'esodo, ecco, quindi non è proprio inversamente proporzionale al rapporto, cioè spendo 11 milioni e quindi sono primo negli ingaggi e dovrei essere primo anche in classifica. Non è proprio così. Diciamo che comunque quello è uno specchio di quello che risulta alla Lega, e che vedere davanti 3 squadre del prime 3 squadre del girone C non è sicuramente un caso. Ecco, d'altro canto tu mi inviti a un'altra domanda che è un po' più pungente nei confronti del Catania, ovviamente non nei confronti tuoi. È chiaro che il Catania, che ha speso più di tutti, essere nella posizione di classifica in cui è, vuol dire che, e questo lo sappiamo, sono stati anche ammessi, di errori ne sono stati fatti.
Chi non li fa? Se li ha fatti la Juventus intesa come prima squadra, perché non può farli il Catania, non può farli una squadra di Serie C? Se nessuno sbagliasse, che calcio sarebbe? Sarebbe di una noia mortale. Quindi ci sta che il Catania abbia sbagliato. Ripeto, la spesa effettiva è della metà, fondamentalmente 5-6 mi sembra, dei giocatori in rosa che giocano per il Catania, quindi assolutamente in linea con le altre e con la classifica. Il problema del Catania è un altro, sicuramente avrebbe dovuto giocarsela di più la promozione, no? Perché per comunque i giocatori arrivati, l'allenatore scelto, ci si aspettava un Catania che fosse un po' più vicino al Benevento. La partita di domenica poteva essere la svolta veramente, perché sei in vantaggio, se la porti a casa con tutto o quasi il girone di ritorno da giocare, poteva veramente cambiare lo scenario. Però voglio dire, adesso cominciare a mettere in croce la squadra mi sembra un po' prematuro, perché il problema secondo me a Catania è che a Catania c'è un vantaggio che hanno credo nessuno, o se non pochissimi, cioè che hai 20.000 persone allo stadio che ti sostengono, no? E questo è un patrimonio che obiettivamente in Serie C non scusate, che in Serie C non ha nessuno. Se questi 20.000 ti sostengono e ti portano in palmo di mano, allora contano meno gli ingaggi, ma conta più un sostegno del genere. Se invece questo sostegno si trasforma in polemica, contestazione e pressione sulla squadra, allora al tempo stesso, anziché essere un vantaggio, è un grandissimo svantaggio che altri non hanno. Il Benevento non ce l'ha, per esempio, questa situazione. E allora è lì che secondo me bisognerebbe fare un esame di coscienza, non dire hanno speso tanto, devono vincere. No, hanno detto hanno speso tanto, qualcosa non è andato, ma se noi sosteniamo la squadra, se non arrivi primo, comunque ti giochi playoff e puoi vincerla. Ecco, io la vedrei più sotto questo punto di vista. Nicola, noi abbiamo anche delle domande da casa, probabilmente ne è arrivata qualcuna anche per te. Allora cedo la parola ad Anna per sentire qualche domanda anche per Nicola Binda. Sì, Nicola, ti leggo la prima domanda. Ciao a tutti, un saluto a Nicola Binda e una domanda. Questa proprietà e questa dirigenza hanno secondo lei le carte in regola per portare in alto il Catania? Domanda. Secondo me sì, anche se sappiamo benissimo che la proprietà del Catania, al di là degli aspetti romantici, degli aspetti affettivi, eccetera, così, la crescita del club che ha in testa Ross Pelligra non passa solo dal salire una categoria, perché salire una categoria senza avere le basi giuste è un suicidio, vale per il Catania e vale per tutti in Italia, sia chiaro. Quindi se la proprietà vuole far crescere la squadra, ma vuole far crescere anche il club, lo sappiamo, la voglia di investire nelle strutture, negli stadi, il centro sportivo, eccetera, sapete meglio di voi queste cose. Quindi per noi della vecchia guardia, noi che vediamo il calcio in una maniera così, ai tifosi soprattutto interessa vincere il campionato, ma bisogna capire che oggi vincere un campionato non è... Posso anche metterci un purtroppo, però lo capisco. Vincere un campionato non è la cosa fondamentale, perché se vinci un campionato ma non hai le strutture per affrontare la categoria superiore, è meglio non vincerlo. Ripeto, vale per il Catania come vale per qualsiasi altro club. Devi essere strutturato e sicuramente Pelligra nel suo progetto magari ha messo davanti altre cose alla squadra, ma se l'ha fatto non è perché gli interessa costruire un centro sportivo, l'ha fatto perché un progetto sportivo serio va letto a 360 gradi e non solo per un risultato di 11 giocatori che fanno la domenica. Nicola, ti lascio subito perché ti avevo promesso 10 minuti e così farò con due domande. Uno, che cosa ti aspetti da questo mercato di riparazione per quanto riguarda il Catania, e l'altra, qual è il destino di Turris e Taranto, visto che insomma dovrebbero essere in arrivo ulteriori penalizzazioni?
Allora partiamo dal mercato. Il Catania deve alleggerire sicuramente la rosa, ha dei giocatori fuori lista che deve piazzare perché costano. Torniamo al discorso iniziale. Adesso Adamonis è andato, adesso c'è Chirico che sicuramente ha qualche richiesta. Se riescono ad alleggerire sicuramente qualcosa sarà fatto, cioè perché la squadra obiettivamente dopo metà campionato capisce che ha delle necessità, però credo che si ragionerà cercando di non far rivoluzioni, ma di correggere quegli 1 o 2 tasselli che mancano. Adesso c'è Ivano Pastore operativo, credo che sia una garanzia, perché come conosce il calcio e sa benissimo, conosce bene la realtà del Catania, quindi credo che bisogna avere fiducia sul tipo di strategia da attuare. Certo, ripeto, bisogna anche alleggerire perché quel monte ingaggi lì obiettivamente pesa, ma se riesci a dar via qualche giocatore obiettivamente sarà più facile muoversi. Primo. Riguardo Turris e Taranto, a fine mese saranno discussi questi ennesimi deferimenti, le 2 società saranno ancora penalizzate. La cosa fondamentale che in un certo senso ha un po' salvato il campionato è che non saranno escluse dal campionato, cioè il campionato finirà con 20 squadre, quindi loro andranno in campo, certo, andranno in campo magari con delle motivazioni un po' diverse dalla normalità, ecco, quindi giocare contro di loro, soprattutto il Taranto che mi sembra che abbia un po' mollato, la Turris mi sembra ancora bella combattiva, e questo è un dispiacere, ma rientra in una mentalità che obiettivamente andrebbe superata, cioè quella di dire: se io non ho la forza per affrontare un campionato devo rinunciare in partenza, se io non ho in tasca 100 euro per andare al ristorante stellato, meglio che vada a mangiare la pizza, e non devo andare allo stellato sperando di trovare qualcuno che mi paghi il conto, perché non funziona così. Quindi bisognerebbe capirlo tutti quanti, che se non si ha la forza per affrontare un campionato prestigioso come la Serie C è meglio rinunciare e si evitano certe agonie. Nicola Binda, grazie, ti lascio al tuo viaggio di lavoro, lungo ancora? No. Sono pendolare, vado dal lago a Milano, quindi perfetto, vabbè, allora non è un percorso lunghissimo. Grazie Nicola Binda, alla prossima. Buon anno a tutti, alla prossima. Grazie, ciao. tanti auguri anche a te, buon pomeriggio. Allora, abbiamo sentito un po', parto dal Presidente perché l'organizzazione, ha detto l'organizzazione, tentare di ragionare sui costi, è quello che si fa anche nel futsal, anche nel calciocino, in tutti gli sport. Anzi, in tutte le aziende si fa così. Esatto, questa sostenibilità. La sostenibilità, no? È importante in tutte le aziende. Sicuramente per il Catania, la proprietà del Catania è arrivata da poco, riuscire a organizzarsi in poco tempo non è facile. Quindi, come diceva il signore poco fa, è meglio strutturarsi e quindi costruire su basi di cemento armato anziché cercare di fare salti così nel buio. E di questo io ne sono convinto, nel senso che da tifoso catanese e anche da estimatori del gruppo, che secondo me comunque ha rappresentato una salvezza un po' a Catania, al calcio catanese, sì. Io dico che è più importante che resti così solido, compatto e continui a costruire su basi solide, quindi la struttura, il settore giovanile, eccetera, anziché tentare di correre per arrivare in alto e poi i risultati insomma non arrivano. Basi di cemento armato, diceva il Presidente Carlo, è quelle che sta provando a mettere da adesso il Catania, nel senso che stiamo notando una differenza rispetto al mercato di riparazione dell'anno scorso, tant'è vero che il mercato di riparazione dell'anno scorso è stato definito di rivoluzione. Questo si capisce che si sta veramente attenti a provare a mettere i tasselli giusti nel momento giusto, dopo che hai fatto le cessioni giuste, mi ripeto. Se ne è parlato tanto, tante volte abbiamo discusso di questo argomento, sappiamo benissimo come gli esuberi sono tanti, il mercato è stato anche quello estivo condizionato, no, da questi esuberi, quindi figuriamoci questo qua invernale dopo quello che è successo a gennaio scorso, quindi è chiaro che stanno andando con i piedi di piombo, stanno scentellinando le risorse per cercare di andare a sopperire a qualche lacuna, ma in maniera oculata.
Andiamo a vedere la grafica di quelle che sono le ufficialità fino a questo momento. Noi vi facciamo vedere chiaramente le cose ufficiali, mentre andiamo a vedere la grafica del mercato, degli arrivi e delle partenze. Vedete, non c'è nessun arrivo al momento, anche se di nomi se ne fanno tanti, a partire dal portiere che dovrebbe essere Dini, ma poi si parla di Liotti, dell'Avellino, si parla di Garetto, del Rimini, insomma si parla di giocatori che possono arrivare in casa Catania. Intanto ci sono state 4 cessioni in prestito, Adamonis al Sudtirol con il diritto di riscatto, per l'obbligo di riscatto a determinate condizioni per la squadra altoatesina, e poi Tirelli è un passaggio di prestiti praticamente dal Siena al Livorno passando per il Catania, che è proprietario del cartellino, Popovic in Serie D alla Puteolana e Silvestri alla Triestina. Questa è la situazione chiaramente per quanto riguarda le ufficialità. Noi queste vi diamo come riscontro, ma vi diciamo che ovviamente anche la colonna che avete visto a destra è destinata ad aumentare notevolmente di numero, perché le cessioni devono essere tante per riuscire poi a trovare gli innesti giusti. Si parla, ad esempio, il Presidente lo diceva prima, anzi no, lo diceva Nicola Binda, di Chiricò, che ad esempio può avere mercato, ma alcuni esuberi del Catania ce l'hanno, e dunque bisogna capire quando il Catania riuscirà a sistemare questi tasselli. Io vado da Anna perché voglio fare una parentesi social con la nostra Anna, e poi torniamo invece anche con qualche messaggio. Intanto la parte social, Anna. Oggi, Marco, parentesi social davvero emozionante, perché ricordiamo Aldo Agroppi, che è stato un'icona nell'ambito calcistico, è stato allenatore, calciatore e anche opinionista, e in più è il nonno di Raimo, che ha voluto ricordare sui social pubblicando alcune foto insieme. E si vede proprio Raimo in varie versioni, insomma, da piccolo grande, sì. Da piccola a più grande, con il nonno che gli voleva sicuramente molto bene. Ho osservato anche un minuto di silenzio nelle ultime partite. Insomma, è giusto far vedere anche questo risvolto social di un affetto grande che se ne va per un nipote che perde un nonno. È normale che sia così. Allora, noi ci fermiamo. Torniamo fra poco perché andiamo ad indirizzarci un pochettino di più sulla partita, sulla sfida che attende il Catania contro la Juventus Next Gen. A fra poco. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte della nostra preview che apriamo con il sorriso, non il mio ma quello di Anna, perché torno da lei per avere qualche messaggio invece dei nostri telespettatori. Subito inizio con una domanda per Marco e Carlo. Senza punte che segnano non si va avanti. A parte il mercato, non sarebbe il caso di far giocare di più D'Andrea? Non sta facendo bene, ma se gioca poco è difficile valutarlo. Oh, rispondiamo subito. Ha giocato. D'Andrea Ha giocato non benissimo, diciamo, nell'ultima, però poco. Non benissimo, ma poco nell'ultima partita. L'ultima partita 25 minuti che dovevano essere sì, sicuramente sfruttati meglio. Sì. Oggettivamente sfruttati meglio, perché chi stava giocando prima di lui stoppa in quella posizione, stava facendo veramente molto molto bene, e quindi è stato un cambio purtroppo che non ha avuto i risultati che si aspettava Toscana, che ci aspettavamo tutti, perché certo. D'Andrea negli ultimi 25 minuti avrebbe potuto dare sicuramente fresco qualcosina in più, invece è stato un cambio che purtroppo non ha portato a niente. Non fruttuoso, ma dovrebbe giocare che non segna nessuno, in inglese. Sì, forse tanti probabilmente gol, intendevano oltre inglese stoppa, sta facendo il suo, mancano i gol di D'Andrea, mancano i gol di Montalto. Anche perché se D'Andrea magari può rientrare in qualche operazione di mercato, non lo so, si dice anche, si è fatto il nome di D'Andrea per possibili uscite, anche se la società ha fatto capire di gradire il ragazzo, però è chiaro che bisogna dargli lo spazio e che lui se lo conquisti. Secondo noi D'Andrea è il partner ideale, no? L'abbiamo detto tante volte, di inglese, per caratteristiche, perché è una seconda punta che sa attaccare anche bene la porta, che vede la porta, perché la sua carriera lo dice, però quest'anno
purtroppo per gli infortuni che ha avuto a inizio stagione e durante gli intoppi che ha avuto durante la stagione, non è riuscito a incidere se non in qualche rarissima occasione, vedi Avellino. Allora, andiamo a parlare della Juventus e lo facciamo con un collega, Nicola Corradino di Juventus News 24. Nicola, buon pomeriggio anche a te. E allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da Brambilla per la partita del Massimino? Dacci tutte le indicazioni possibili. Certo, allora come hai sentito prima in studio, la Juventus arriva in un momento sicuramente ottimo di forma, dopo 6 risultati utili consecutivi, quindi arriverà una sfida importante come quella contro il Catania pronta, anche per appunto puntare a strappare qualche punto a una squadra sicuramente con obiettivi e ambizioni differenti. La stagione è iniziata sicuramente in maniera difficile, ma poi con mister Brambilla è cambiato lo stile di gioco, sono cambiate anche il modulo, la formazione, la crescita di molti giocatori, quindi è sicuramente una Juve in crescita con molta fiducia dopo gli ultimi risultati. Buonasera, sono Carlo Breve. A proposito di modulo e di sistema di gioco, ci dobbiamo aspettare una difesa a 3 con i 2 esterni che potrebbero essere come Nenzia o Kutrig dall'altro lato, oppure si continuerà a giocare col 4-2-3-1? Il 4-2-3-1 sta dando davvero dei buoni risultati, soprattutto la coppia difensiva ha trovato spazio con Scaglia, solidità, quindi probabilmente ci sarà una difesa 4, verrà riproposta la difesa 4 con la coppia di centrali che dovrebbe essere Scaglia con il giovane talento Gil Push o con Citi, e poi i terzini che sono anche in grado di alzarsi e di giocare tutta fascia, anche se come diceva lei Kudryk è rientrato dall'infortunio che l'ha tenuto out le ultime 2 partite e quindi potrebbe anche essere utilizzato sulla fascia sinistra in un ipotetico 3-5-2, ma io andrei sul 4-2-3-1 anche perché pesa comunque la squalifica di Macca, che era uno dei giocatori più in crescita in questo periodo, quindi vedremo Brambilla come lo sostituirà perché è comunque un'assenza importante a centrocampo. Ecco, appunto, stava arrivando proprio lì questa sostituzione, Nicolò, di Macca, come potrà avvenire? Magari si può pensare a Guerra messo lì, in quel ruolo lì? Bisogna vedere, Guerra sicuramente è uno di quelli che Brambilla non toglierà mai perché è un leader di questo gruppo. Probabilmente potrebbe anche giocare Papadopoulos, che è questo talento anche convocato con la prima squadra, che in quel ruolo potrebbe dare qualcosa, o in un 4-2-3-1 appunto ipotetico ci potrebbe essere Afenaghian a sinistra e poi magari dietro la punta a Guerra con punta centrale Luis Semedo, che è un altro grande talento in prestito. Ci hai svelato un po' di quella che è la probabile formazione della Juve Next Gen, anche se non è mai facile, con Brambilla cambia spesso interpreti. Nicolò, grazie di cuore. Buon pomeriggio anche a te. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie dunque a Nicolò Corradino di Juventus News 24. Allora andiamo a guardare un po' la grafica. Chiedo alla regia qualche grafica per ciò che concerne la Juve, per andare a vedere più da vicino Brambilla, che ha risollevato i bianconeri, ne abbiamo parlato anche adesso. Dopo la parentesi Montero, infruttuosa, diciamo che lui che di soprannome fa Pigna è stato proprio una pigna, nel senso che ha affossato un po' il bianconeri. Invece con Brambilla la Juventus ha fatto ad esempio i 6 risultati utili consecutivi di questa fase del campionato. A proposito di Brambilla, dicevi cambia spesso, è verissimo, cambia spesso da una domenica all'altra. Durante esatto. la partita cambia pochissimo. Ecco. Addirittura qualche partita con un solo cambio. Se prendi la formazione è quella, ma non cambia. Durante la partita a volte solo un cambio. E molte volte sono d'accordo con questo tipo di gestione, perché se la squadra va bene e fa bene durante il momento della partita, secondo me non c'è bisogno di cambiare, e Brambilla è uno di questi
di questi tipi di Interpreti, allenatori. Come Guarra? Nel senso, vabbè, il futsal è uno sport diverso, ovviamente, Sì. i cambi si interpretano in un modo diverso rispetto al calcio, ma anche lui ha una squadra tipo, fra virgolette. Lui ha una squadra tipo, sono i giocatori tipo per il suo tipo di gioco, quindi lui cerca sempre di imporre il proprio gioco e quindi utilizza i giocatori suoi, che poi sono i giocatori della meta. Della meta. Poi durante la partita, a seconda di come si mettono le cose, in una partita di calcio a 5 si cambia 2 o 3 volte modulo, o si pressa, poi dice di aspettare, poi esce col portiere di movimento anche per recuperare, quindi a seconda di come si mette la partita nel calcio a 5 è molto più movimentata e più intensa, quindi cambia tanto. Addirittura con Lecco il primo cambio ha cambiato tutti e quattro gli interpreti. Capita che fanno 2 formazioni differenti, anche proprio nello stesso tempo cambia tutte e quattro. Sì. È diverso lo sport, è diverso lo sport, sì, chiaramente. addirittura in Champions League nel campionato spagnolo la formazione è composta da 14 giocatori, 2 portieri e 12 giocatori di movimento. Gli allenatori preparano 3 quartetti. Quindi praticamente escono sempre 4, eccetera, però questo non vuol dire che cambia il modulo di gioco, resta la stessa intensità probabilmente con lo stesso modulo, poi magari c'è la formazione per difendersi meglio, eccetera, però non vuol dire, quello è più legato a una questione di intensità. Andiamo a vedere ancora qualche grafica legata invece alla Juventus, l'avversario del Catania nella prossima partita di campionato, il giocatore più rappresentativo, ne abbiamo parlato tanto già in questa puntata, è sicuramente Guerra, in gol anche nell'ultima partita di campionato, lo vediamo anche qui con la Casertana, ha trascinato la Next Gen nella stagione scorsa, 17 reti e 5 assist nella stagione scorsa, quest'anno sta facendo molto bene ed è il miglior marcatore della storia del girone B di Serie C. Più di 100 gol perché la Juventus chiaramente giocava in quel girone. È dal 2008 che sta in Serie C. Esattamente. C'ha 35 anni e lui e Scaglia sono gli unici 2, diciamo, over della squadra e lui è dal 2008 col Piacenza che in Serie C ha fatto sempre il girone B, quindi sicuramente, come ha detto il mister, più di 100 gol in carriera nei professionisti. Il momento della Juventus invece nella successiva grafica, nella grafica che vediamo adesso, con le ultime 5, mancherebbe la sesta, lo 0-0 in casa con la Turris che fa i 6 risultati utili consecutivi della Juve, di cui 4 vittorie come vedete nelle ultime 5, con il 3-3 in casa del Cerignola, che è un ottimo 3-3 considerando la caratura dell'avversario. Sì, perdevano 3-1, hanno rimontato 3-3, una squadra che ha tanti giocatori importanti di gamba che sanno strappare, vedi Afenagian, come diceva lui Semedo, giocatori importanti in mezzo al campo, 2 grandissimi centrocampisti come Faticanti e come Palumbo che avevamo osannato il girone d'andata, e Montero non faceva giocare con continuità, giocatore straordinario e calcia di sinistro anche le punizioni, ha fatto un gol qualche domenica fa su calcio piazzato, proprio contro il Cerignola, aveva portato in vantaggio la Juve. Squadra forte che in questo momento è in salute ed è veramente un momento, sarà una partita difficile per il Catania. Un compito difficile per il Catania, mentre il compito sicuramente facile per me di ritornare da Anna per leggere altri messaggi. Ne facciamo, non so, dipende da quanti ce ne sono, ma una scorpacciata se vuoi Anna, e poi dopo rispondiamo insieme a 3-4 messaggi consecutivamente. I nostri telespettatori ci scrivono: capisco gli infortuni di Beters e di Gennaro e dunque la necessità di rinforzarsi in difesa e a centrocampo, ma servono attaccanti di qualità e centrocampisti che non si rompano. E ancora, ho sentito le parole di De Rose sia dopo Taranto sia nell'ultimo allenamento aperto alla stampa e confermo le sue capacità di leadership. Spero che possa essere Catania la tappa di un'altra promozione. E ancora un saluto e studio, volevo capire quante cessioni servono per dare avvio definitivo al mercato in entrata. Allora, queste sono alcune domande. Gli attaccanti, vabbè, sì, certo, in teoria solo inglese non può bastare. È chiaro, l'abbiamo detto più volte. L'abbiamo detto più volte. Poi chiaramente per fare spazio a un attaccante bisogna che se ne vada
un altro attaccante. Sappiamo che Montalto è un giocatore impredicato di lasciare il Catania, bisognerà capire se appunto si possono fare degli innesti in tal senso. C'è da aggiungere qualcosa? No, Volete hai aggiungere detto altro? tutto tu. Ho detto tutto io. Invece per quanto riguarda invece le cessioni, quante ne servono? Allora, bisogna vedere chi cedi, chiaramente, perché è ovvio che se cedi Popovic non puoi pensare di poi acquistare un altro giocatore esattamente di valore superiore. È chiaro che bisogna vedere quanto ti alleggerisci per riuscire poi, più che il numero dei giocatori, dipende dall'ingaggio che questo giocatore ha, secondo il mio punto di vista. Altre 2 o 3 cessioni diciamo, un po' più importanti, soprattutto dei fuorilista, prima lo diceva pure il giornalista del Corriere dello Sport, per poi sicuramente della Gazzetta dello Sport, per poi avere maggiore disponibilità, per poter andare a prendere dei giocatori che siano, diciamo, in qualche modo che alzino un pochettino il livello, perché non devi fare degli acquisti così tanto per farli, devi fare degli acquisti mirati. Sicuramente si parla di una seconda punta, abbiamo sentito qualche nome diciamo sui vari siti di mercato, e sicuramente qualche difensore per allargare, diciamo, anche in qualche modo le possibilità di scelta. E anche lì ci sono delle cessioni che possono essere in itinere per quanto riguarda la difesa, anche alcuni giocatori che sono attualmente in rosa nel Catania, non semplicemente gli esuberi. Torno da te, Ermanno, per andare a dare un po' di statistiche legate al Catania nei confronti della Juventus, ma in generale al Catania, perché se guardiamo le classifiche di queste statistiche a confronto, in questo caso sono relative solo al girone, giusto? Sì, questa settimana ho preso come dati solamente le classifiche che riguardano le 20 squadre del girone C e non di tutti e 3 i gironi, come abbiamo fatto fino ad oggi, e vediamo come il Catania sotto alcuni aspetti sia una squadra, diciamo, di bassissima classifica. Vedi i dati sui tiri da fuori, sui 90 minuti, cosa che il Catania, ma ce lo siamo detti già spesso nelle scorse puntate, non fa quasi mai. La volta scorsa l'ha provato, ha trovato anche un gol, secondo me, fantastico, di Gimenez da 25 metri. L'altro dato che è un pochettino preoccupante e che analizzeremo anche successivamente è il dato sul possesso palla, il possesso medio. Il Catania concede tanto gioco all'avversario, cioè fa giocare tanto l'avversario e tiene poco la palla, quindi non è dominante, cioè non ricerca un dominio proprio del possesso, e questo, diciamo, alle volte lo vedremo successivamente, concede anche tanta pericolosità, aumenta il rischio di pericolosità per l'avversario, mentre al confronto vediamo la Juventus Next Gen che si trova dalla parte destra della classifica, ma che su questo dato invece è molto dominante. Lo era con Montero un po' meno, con Brambilla lo è in qualche modo un pochettino di più come principio, ma cercano tanto il palleggio, cercano tanto la costruzione e lo sviluppo, soprattutto con palla a terra, e con i 2 interpreti che il mister ci ha anticipato prima, Faticanti da una parte e Palumbo dall'altra, che vengono sempre chiamati, diciamo, al centro del gioco, che giocano tanto. Macca è uno che si muove tra le linee, così come Fenagian, quindi sanno giocare, sviluppano molto bene e mantengono molto il possesso. Allora, Ermanno, andiamo a vederla un po' questa Juve, come stavi completando il discorso, volevi aggiungere qualche cosa, perché io volevo fare vedere qualche immagine, legata proprio a quello che tu hai fatto come taglio, ed è ad esempio nella fase di non possesso meglio sicuramente la Juventus rispetto a Montero, rispetto alle prime giornate di campionato. Alle prime giornate, però alle prime qualche 14. amnesia, qualche problema ancora c'è. Adesso stanno un pochettino sistemando, nelle ultime 6 hanno subito solamente 4 gol, 3 contro il Cerignola, però se possiamo vedere anche dai tagli video, contro il Cerignola ha sofferto un pochettino questi palli filtranti, in questo caso si va a creare un 2 contro 1 nella parte sinistra, non stringono bene né Mulazzi né proprio Citi, e poi arriva il 3-1 del Cerignola. E qui è un'altra situazione dove oltre a soffrire un pochettino i filtranti, soffrono anche, un po' come il Catania, le marcature quelle vere dentro area, quindi
lavorano tanto di reparto, lavorano poco a uomo e soprattutto non fanno quelle che sono le marcature vere, quindi il contatto con l'avversario, il sentirlo, l'averlo vicino, sia a livello visivo sia a livello fisico. Questo alle volte può generare dei buchi nella retroguardia e aumenta la pericolosità avversaria. Senti, questi buchi, queste difficoltà sono legate anche un po' all'inesperienza, perché poi alla fine dei conti stiamo parlando, tranne alcuni giocatori come Guerra, di ragazzi. A parte Scaglia, anche lui sopra i 30, poi abbiamo Mulazzi un 2003, Citi un 2003 pure lui, Gil 2004, Puskás 2004, 19 anni, quindi ragazzi che comunque sono alla prima esperienza tra i grandi. È un campionato come la Serie C, Girone C, ce lo siamo detti prima, è un campionato molto difficile. E tu nel secondo taglio mi pare che hai un po' nella seconda clip hai un po' fatto il senso di questo. Delle piccole disattenzioni, vedi qui per esempio una disattenzione anche di inesperienza, no? Questa palla aerea che scappa dietro, la giocano quasi senza guardare l'attacco dell'avversario ed è una palla rischiosa. Qui invece contro il Messina vediamo come sono piazzati bene, difendono bene la porta, addirittura con una linea 5, però poi sullo sviluppo vedi, non riescono ci saranno adesso 2 errori consecutivi a liberare questa palla dall'area di rigore e rischiano di farsi un autogol clamoroso. Quindi alle volte soffrono quelle che sono sì disattenzioni, ma soprattutto frenesia e alle volte anche paura di rischiare la giocata, soprattutto nel reparto, diciamo, difensivo. Qui per esempio Semedo fa un vero e proprio assist, la rimette in mezzo sembra quasi compagno che cerca di rinviare ma è posturato male, quindi colpisce la palla in disequilibrio, cade, la palla rimane lì e il Cerignola va vicino al 4-2. E qui siamo appunto in situazioni legate anche ai calci d'angolo, appunto, che creano appunto delle difficoltà certe volte proprio alla Juve. Sì, difficoltà che non vengono tanto sul primo pallone, quindi sì, sulla prima giocata quanto sulla seconda giocata. Se è possibile far partire il taglio, ecco, qui sempre col Cerignola sono posizionati con 2 linee, una da 4 e una da 2, 2 uomini, uno sul primo e uno sul secondo palo, ma su giocata c'è anche qui una disattenzione, il giocatore sul secondo palo non marca più, non copre più la zona e liberando spazio crea possibilità pericolosa al Cerignola, cosa che nel successivo angolo si crea un buco centrale, quindi non c'è copertura dello spazio e qui il Cerignola poi non perdona e segna il momentaneo pareggio. Presidente, lei si interessa di tattica, cioè va a sfruculiare un po' l'allenatore per capire che cosa fa durante la settimana? Non sono un grande esperto, però come dire, una grande passione, sì, anche di tattica, eccetera. Quindi... Sia nel futsal che nel calcio. Sì, perché poi è quello, no? È il piacere di vedere rotolare il pallone, io dico, che ti porta poi a creare questa squadra che poi è iniziata per gioco, proprio per passione, e poi è diventato un vero e proprio lavoro. Infatti io mi chiedevo, a proposito dei giocatori della Juve, ma la funzione della Serie C in una squadra come la Juventus, eccetera, è quella di formare i giovani, no? Quindi la squadra dovrebbe essere composta per il 90% da super giovani. E così è in realtà, e poi ci sono degli elementi chiaramente che possono essere di età superiore, come nel caso per esempio di Guerra, di cui abbiamo parlato tanto in questa giovani. Sì. Naturalmente i giovani poi diventano pericolosi se si esaltano. Esattamente, no? E se si mettono nelle condizioni. Dobbiamo essere bravi a non farli esaltare domenica. Ecco. Esattamente. Prima però volevo sentire Carlo, il Catania che è migliorato nei calci piazzati, sì, e che dunque potrebbe sfruttare un pochettino queste difficoltà. Abbiamo detto una partita difficile, per cui magari, visto che la partita è difficile, ti possono sfruttare anche i momenti particolari come possono essere i piazzati, gli episodi, no? È una partita molto delicata che innanzitutto deve essere affrontata con la testa giusta, sarà una partita molto equilibrata dove appunto qualche dettaglio potrebbe essere veramente decisivo e i calci piazzati lo potrebbero essere, quindi bisogna vedere con quale atteggiamento, con quale mentalità la squadra entrerà in campo per cercare anche di favorirsi l'apporto del pubblico, perché giustamente è perché una anche domenica particolare, è una domenica particolare. Altre domande dei nostri telespettatori da casa, torno ancora da Anna. Inizio con una domanda su Inglese. Ho visto il focus che gli avete dedicato la scorsa puntata. Meglio con una punta al fianco o da solo con 2 trequartisti?
Ecco. E ancora, altra domanda, in nome della sostenibilità, prima o poi si sacrificherà Castellini? Allora, su Inglese risponde Sì, Carlo. su Inglese sicuramente ha dimostrato con un compagno di reparto accanto, che può essere D'Andrea, può essere Stoppa, di essere favorito, no? nella conclusione. L'altra su Castellini. su Castellini non posso rispondere. No, adesso io. no, credo proprio no. Nel futuro sì, può essere. È chiaro che siamo sempre nel solito discorso, speriamo tutti di no, vuol dire che Catania andrà benissimo e che potrà, salendo di categoria insieme a Castellini, accompagnarlo, come dice Carlo, verso un costante miglioramento, come ha dimostrato il difensore del Catania, non più capitano in questo momento dei rossazzurri. Torno da Ermanno per far vedere invece la fase di possesso della Juve Next Gen con l'attacco alla porta. Proprio uno dei protagonisti di questa clip che vediamo è proprio Guerra, di cui abbiamo parlato. Sì, vediamo un po' il fraseggio che porta la Juventus a conquistare la zona laterale e poi su questi traversoni, su questi cross, un ottimo attacco della porta da parte di Guerra, che si muove benissimo tra le maglie avversarie, e qui vediamo proprio con la Casertana due occasioni che anticipano poi la terza, dove ha trovato effettivamente il gol vittoria. Qui vediamo un ottimo fraseggio a triangolo tra Palumbo, Faticanti e Macca, e poi l'attacco proprio di Guerra che aveva prima scaricato il pallone, che attacca lo spazio, fa un ottimo movimento, non viene servito, verrà servito successivamente. Ne aveva trovato il gol che però era in fuorigioco, sì. E poi successivamente qua fa uno smarcamento bidirezionale fantastico, dà l'impressione di andare davanti all'avversario, poi gli taglia dietro. Da vera punta, questo è veramente da vera punta. Questo è un movimento fantastico, perché fa finta di andarci davanti, l'avversario fa quel passo che lo trae in inganno, poi gli taglia dietro e si trova a fare Non un tap-in sono mai meraviglioso. casuali Mai. più di 100 gol No. in questa categoria. È uno che sa far gol. Difficilmente 100 gol sono Sa casuali. far gol e non gioca solo come prima punta. No, Prima mister ci avevi detto puoi giocare anche più basso al posto di Macca, quindi è possibile trovarlo anche come tre quarti, uno che sa giocare, uno che tecnicamente è molto forte. Fraseggio e filtranti, altra caratteristica della Juve Next Gen. Caratteristica della Juve, ma caratteristica dei suoi interpreti, soprattutto nella linea mediana. Qui vediamo uno scambio a 4 che mi ha ricordato molto quello del Benevento scorsa settimana. Vediamo come la muovono nella zona centrale molto velocemente, e poi un passaggio filtrante, un passaggio progressivo che taglia tutta la linea di pressione e che manda completamente sola Fenaghian a tu per tu col portiere, che trova il 3-2, il momentaneo 3-2. E questa è una caratteristica della Juve, come dicevi, e degli interpreti. A proposito di interpreti, ce n'è un altro di cui anche oggi abbiamo parlato, che è proprio Fenaghian, fra parentesi in gol anche nella partita. Lo dovremmo ricordare, visto che ha fatto un gol incredibile, nella partita di andata, ed è un giocatore che il Catania deve conoscere, deve imparare a conoscere, a cui non si può concedere spazio, perché ha una gamba, una progressione sia con la palla sia senza palla paurosa. Abbiamo visto qui con la Casertana, qui invece adesso due video. In qualche situazione, scusami, assomiglia a Leao. Sì, ha degli strappi simili. Sì, ha uno strappo incredibile. Guarda, cioè, non ha forse il dribbling di Leao, però sì, ha una progressione importantissima. E questo è il primo gol contro il Messina, questo è addirittura il secondo. Manetta gli lascia, cioè in anticipo di almeno 3-4 metri, questa palla nella profondità. Ovviamente stavamo oltre il 90°, però quando poi inizia ad avere 2-3 appoggi importanti, a spingere in direzione dello spazio, diciamo non lo prendi. Diventa o può diventare letale, per cui chiaramente è ovvio che il Catania dovrà stare attento in questo senso. Chiudiamo questa seconda parte ancora con la meta Catania, Presidente, perché le facciamo vedere delle immagini un po' meno belle rispetto a quelle della festa dell'altra sera, la partita di mercoledì, che non è andata bene, ma insomma è una meta Catania che fra un'ora e mezza rigioca nuovamente a Roma. È una partita importante con la Roma, che ha giocato a Pomezia, ha perso, ma praticamente quando si allenano sti ragazzi? E questo è il problema. Quest'anno siamo stati impegnatissimi prima con la Champions League. Abbiamo 4 giocatori che vengono sempre chiamati dalla nazionale, quindi convocati, e spesso mancano. Il campionato a 16 squadre, con queste interruzioni per la nazionale e coppe, supercoppe, avendo vinto partecipiamo a tutto, grazie a Dio.
E quindi il mister è un po' bravi. seccato perché praticamente stiamo giocando ogni 2 giorni tipo NBA e chiaramente riuscire a mantenere sempre alta l'intensità e la concentrazione, ma soprattutto lo stato fisico non è facile. Quindi la sconfitta a cui ci può stare, anche se viene da una partita insomma, combattuta fino alla fine con espulsioni, quindi i ragazzi comunque continuano a dimostrare che in campo ci tengono a fare bella figura e cercano di dare il massimo sempre. E adesso, quindi noi domenica festa, lunedì riposo, martedì partenza per Pomezia, mercoledì partita, giovedì partenza per Roma, oggi partita fra un'ora e mezza per Roma. E poi nel calcio si lamentano che giocano ogni 3 giorni, qui giocano ogni 2. Speriamo che va tutto bene, sì. E vediamo come poi ne parliamo ancora anche di questa partita e di quelle che sono le prospettive magari di questa stagione che è partita con questa bellissima Supercoppa, e ricordiamo la partecipazione importante alla Champions, che non è una cosa di poco conto. Assolutamente, poi tutti avevamo sognato, compresi noi, e questo un po' l'abbiamo pagato nel momento in cui abbiamo preso il terzo gol con la squadra spagnola, credevamo tutti nella Final Four e quindi poi c'è stato come dire un crollo e se ne è parlato poco, ma in realtà Catania è partita da 84 squadre della Champions League e siamo arrivati tra le prime 12, incontrando nell'Elite Round la squadra campione di Spagna che giocava anche in casa e che noi probabilmente, non è una giustificazione, dobbiamo migliorare in questo. Nel momento in cui abbiamo preso il gol del 3-1, dopo che avevamo giocato un tempo alla pari con gli spagnoli in casa loro, siamo crollati un po' e questo vuol dire che dobbiamo crescere anche in questo senso. Però quest'anno noi abbiamo fatto una grandissima cosa, un grande risultato con la Champions League ed è giusto dirlo perché si è parlato tanto di Catania a Copenaghen, si è parlato tanto di Catania in Spagna, si è parlato tanto di Catania in Austria, abbiamo fatto qui il round e si è parlato tanto sempre della città grazie alla divisione che ci aiuta, il nuovo presidente Castiglia che tra l'altro è un siciliano per la prima volta, non un romano, che è un presidente di prima linea giovanissimo, e queste cose devono essere dette non solo ai catanesi ma a tutti i siciliani e al movimento del calcio a 5 nazionale, perché abbiamo fatto veramente grandi cose ed è giusto che tutti lo sappiano. Grandi cose con grande passione, anche con i sacrifici che richiede portare tutte queste grandi e bellissime cose a Catania. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per alcune altre considerazioni sulla partita del Catania, ma parleremo anche di Messina e di Trapani e ancora della Meta fra poco. Eccoci di nuovo in studio e allora ci siamo lasciati con la Juventus, parliamo adesso un po' del Catania sotto l'aspetto tattico, andiamo ad analizzare con Ermanno tutti i 5 gol della partita, dell'ultima partita del Catania, i 3 subiti e i 2 fatti, ma al di là di questo andiamo prima alla lente di ingrandimento perché ci siamo soffermati su alcune partite in trasferta che danno un po' un senso a questa stagione del Catania, un senso in questo caso non certo positivo. Sì, abbiamo preso in esame quelle che sono le partite del Catania negli scontri diretti in trasferta, partite con squadre diciamo della zona playoff, della zona, la parte diciamo, sinistra della classifica. Vediamo come lo scontro dove hai subito meno gol è quello di Avellino, dove ne hai presi solamente 2, poi per il resto hai preso 3 gol a Giuliano, 3 a Crotone e 3 a Benevento, ma il punto chiave su cui mi voglio soffermare è il fatto che se andiamo a vedere il possesso medio del Catania in tutte e 4 queste sfide è un possesso medio che è decrescente, quindi col Giuliano il Catania ha tenuto tanto la palla, ha permesso in realtà, subito 3 gol è vero, ma non ha permesso tanto al Giuliano di essere pericoloso perché l'XG è pari a 1, quindi teoricamente su dati alla carta, se fosse un algoritmo perfetto il calcio, il Giuliano avrebbe segnato solamente un gol. Quando però il Catania inizia a concedere più gioco all'avversario, più dominio all'avversario del pallone, iniziano in qualche modo un po' i guai e aumenta la pericolosità avversaria. Vediamo infatti se fosse una curva, no? Cui scende il possesso medio, aumenta la pericolosità degli avversari. Esattamente, più l'avversario tiene il pallone, più è pericoloso nella tre quarti avversaria e più ha pericolosità nella tre quarti e quindi è più avvantaggiato a trovare con facilità il gol.
gol. Vediamo, infatti abbiamo visto nei dati con l'Avellino addirittura c'era un XG che superava i 2, quindi l'Avellino in qualche modo è stato forse anche un po' sfortunato perché poteva trovare anche la terza rete, e ancora peggio col Benevento dove l'XG di pericolosità concessa era pari a 2,81. 81 con i 3 gol fatti. Con i 3 gol fatti è un possesso medio del 39%. È vero che il Benevento è primo della classe, è vero che giochi in trasferta, quindi sicuramente non puoi dominare su tutti i fronti, però bisogna in qualche modo dominare un pochettino di più. Diciamo che quel secondo tempo, almeno quella fase del secondo tempo, ha certamente condizionato anche le percentuali che tu hai fatto vedere, no Carlo? Può essere anche questo, sì, no? Sicuramente. Almeno sto parlando del Benevento, chiaramente. È un dato di fatto, quando il Catania ha lasciato un po' il pallino del gioco all'avversario, anche se i gol del Benevento nascono da situazioni abbastanza casuali. Ora andiamo a vedere, questi gol, partendo il Catania era in dominio della gara, non stava soffrendo assolutamente, erano 7-8 minuti che la partita era quasi addormentata, si è risvegliata nel momento del pareggio. 2-2. Andiamo a vederli un po' questi gol. Il primo l'ha segnato proprio il Benevento, andando in vantaggio. Vediamo anche gli errori che ci sono stati. Sì, qui vediamo diciamo, le coppie in marcatura, vediamo qui come in realtà teoricamente secondo il mio punto di vista Quaini non deve uscire seguendo il pallone ma deve coprire lo spazio centrale, invece fa questa uscita un pochettino avventata, non coprendo lo spazio che era libero per Perlingeri, quella palla poi passa e il Benevento trova il primo gol, quindi anche lì scelta di Quaini, essendo un difensore centrale non c'è motivo di uscire così tanto largo, perché la porta alla fine, il castello diciamo si trova nella zona centrale, quindi nella parte laterale si può lasciare, si può concedere un pochettino di spazio, l'importante è coprire centralmente da difensore centrale, ti fai attrarre così dalla palla. Non è neanche tanto da lui, perché in realtà ultimamente ci ha fatto vedere delle prestazioni importanti. Secondo gol subito invece, che è quello che diceva Carlo, ha un po' cambiato il senso della partita, in un momento in cui la partita sembrava in controllo per il Catania. Anche qui ci sono degli errori, guardate quei 4 giocatori lì, ecco, ce li fai vedere tu. Sì, ovviamente il video è andato avanti, però vediamo come la situazione nasce da un pallone che viene scaricato nella zona laterale. Su questo scarico si muovono 4 giocatori nella zona ad attaccare la palla, quando sei in ritardo e sai che c'è già posturato per crossare. In più dentro area vediamo l'assenza totale di marcatura, un 3 contro 2 con Verna che si rifiuta addirittura di marcare, di avvicinarsi al marcatore, e in questo caso Eric Lanini fa poi una giocata ma in totale libertà, e quella è la cosa, non è tanto il discorso. Poi è stato bravo Lanini, è stato bravo il Benevento a trovare lo spazio, giocatore che ha fatto 8 gol di cui 7 da subentrato. Non ci può essere un 3 contro 2, hai analizzato benissimo. Un 3 contro 2 dentro area, tu che stai vincendo non lo puoi concedere. No, con 4 giocatori, ma soprattutto non puoi andare in 4 verso il pallone, il pallone è un pallone laterale che sta dove sei lontano, quindi un pallone che comunque avrebbe messo in mezzo. Lì bisogna andarsi a cercare forte gli uomini da marcare e non farli andare a colpire, prendere posizione con cattiveria, col sangue agli occhi e non farli colpire. Il Benevento invece più bravo sul terzo gol, che è una mazzata per il Catania perché arriva 2 minuti dopo rispetto al 2-2 e veramente cambia completamente l'inerzia della gara. Però qui Marco c'è anche da considerare un pochettino la bravura del Benevento, perché comunque il Catania in questa situazione non marca male da palla inattiva. Il Benevento è bravo, il difensore del Benevento qui è bravo ad attaccare lo spazio libero, lo spazio liberato, colpisce in terzo tempo anticipando di qualche millesimo di secondo il salto dell'avversario, e poi in questo caso Anastasio un pochettino leggero nella marcatura si fa in qualche modo far raggirare da Simonetti poi fa un tap-in abbastanza facile, però qui anche bravo lui sul terzo gol non c'è un errore della difesa etnea. Vediamo invece i gol del Catania, perché anche in questo caso però ci sono delle qualità dei rossazzurri. Ovviamente è normale, quando prendi gol sbagli, quando segni hai fatto delle cose positive, ma andiamo a vederle meglio. Il gol dell'1-1 e poi del parziale vantaggio. Sì, ma come ha detto il mister, il Catania non stava giocando male e qui si può vedere.
Diciamo, quello che mi è piaciuto analizzare è il movimento di Anastasio, che si trova in una posizione insolita, quasi da seconda punta da tre quarti, attacca bene lo spazio in modo da liberare Inglese da quella gabbia che hanno costruito fin dall'inizio di due uomini su di lui. Inglese poi in quella piccola zona, basta che il difensore faccia quel mezzo passo, si libera anche di 1 metro e poi è bravo a attaccare la palla, attaccare la porta e soprattutto a segnare. Secondo gol invece del Catania, il bellissimo gol, la perla di Jimenez. Le è piaciuto questo gol? Bellissimo, vero? Un gol... Mi ha ricordato un po' nei movimenti Barrientos, mi ricordo. Il gol di Jimenez. Sia il gol che i movimenti. Che i movimenti. Sì. È vero, è Si vero. somigliano. Si somigliano un po', ma Ermanno ha focalizzato il suo sguardo anche sul movimento di Inglese. Sì, perché? Perché qui quando Jimenez prende palla, Inglese fa un ottimo movimento a tagliare che poteva essere servito e lo poteva mandare, diciamo, dentro l'area verso la porta, e quindi Inglese che fa un ottimo movimento. Questo movimento però è anticipatorio perché libera tanto lo spazio sul secondo palo a Jimenez, e soprattutto Manfredini non la vede partire, perché quel movimento di Inglese più il movimento del difendente di Inglese, del marcatore di Inglese, è come se creassero quasi un muro, no? un filtro a Manfredini che non la vede partire, e poi Jimenez lì la mette proprio... c'è poco da dire. La mette col goniometro, col centimetro, diciamo, proprio nell'angolino. Presidente, prima di salutarla, io volevo un po', l'abbiamo detto prima, abbiamo parlato del recente passato, della Supercoppa vinta, dello scudetto, della Champions League, dell'ultima partita di campionato, di quella che giocherete fra pochissimo. Parliamo un po' del futuro, quelle che sono le prospettive per la Meta in questo campionato a livello sportivo. Poi magari, se vuole, ci dice quelle che sono anche le prospettive del vostro impegno per portare avanti questa grande squadra. Le prospettive sono quelle di continuare a giocare in questo modo e cercare di arrivare tra le prime 4, perché ormai diciamo che abbiamo una certa esperienza e maturità nel campionato, e sappiamo che i playoff o la finaletta di Coppa Italia poi sono dei campionati a parte. Chiaramente riuscire ad arrivare tra le prime 4 significa giocare la prima, avere la possibilità di giocare il doppio incontro in casa, la prima e probabilmente la seconda se dovessimo passare. Quindi stiamo cercando, mantenendo questo gruppo dell'anno scorso, quindi una squadra rodata, di dosare le forze soprattutto per come stanno andando le cose, giochiamo ogni 2 giorni, e arrivare al meglio sia alla finaletta di Coppa Italia sia agli eventuali playoff. Per quanto riguarda la politica, diciamo, aziendale, nel senso della società, della Meta, l'esperienza spagnola è servita tanto a me. Abbiamo visto che le squadre spagnole hanno una rosa composta media di giocatori di 23 anni, dove praticamente i giocatori vanno tutti tra il 99 e il 2006 e hanno dentro 4-5 giocatori tra 89 e 92, magari argentini, brasiliani, eccetera, che alzano il livello, però che praticamente servono a completare la rosa. Quindi il gradino successivo a quello che noi abbiamo fatto, secondo me, è quello di riuscire a creare una rosa giovane, fatta di giocatori che possono dare intensità, possono dare futuro e soprattutto programmazione per creare un ciclo dopo. E quindi, parola importante. Sì, questa. abbiamo parlato col mister, che è spagnolo e condivide assolutamente questa cosa. Chiaramente bisognerebbe cominciare dagli under 11 a farli giocare a futsal di più, ed è difficile qui in Italia perché fino a una certa età, diciamo che i ragazzi e soprattutto i papà desiderano i figli che diventino Ronaldo e guadagnino centinaia di milioni. Noi siamo i parenti poveri del questi calcio. Genitori, Noi siamo i parenti poveri del calcio, però siamo quelli che ancora veramente diamo il cuore, la passione delle guerre vere e proprie in campo, e comunque è uno sport dove si può guadagnare e vivere serenamente. E soprattutto si può assistere a un bellissimo spettacolo, come abbiamo fatto quindi le qui a Catania. prospettive sono queste. Per quanto riguarda la Meta, chiaramente devo dire che i sacrifici quest'anno sono diventati enormi, perché affrontare una Champions League significa centinaia di migliaia di euro per andare a Copenaghen, stare una settimana lì in Spagna, ospitare qui la manifestazione. Quindi voglio dire che un messaggio, nel senso che gli sponsor e chi può dare una mano a questa squadra, come dire, non sono mai troppi, quindi abbiamo bisogno anche noi di essere di sostegno. Sì, di sostegno. I catanesi già ce lo danno, perché noi riempiamo il palazzetto nelle fasi finali e comunque abbiamo sempre un seguito di 2000 persone in media, e adesso vorremmo qualcosa in più, cercare qualcosa in più per mantenere proprio alto questa asticella, che credo che la meriti questa società. Presidente, grazie della sua Grazie partecipazione. Io la saluto perché l'avevo promesso, deve arrivare in tempo a vedersi anche la partita con alle Roma. 17 con Roma. Con Roma.
Roma, una buona serata. Grazie. Grazie. Noi invece ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo per andare a dare uno sguardo alle probabili formazioni delle squadre siciliane e della Juventus. A fra poco. Eccoci qua, ultima parte di preview, andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni a partire da quella del Messina, ma intanto diamo qualche notizia anche legata al mercato e un po' alla società della squadra messinese, che ci arrivano ovviamente dai nostri corrispondenti, dai nostri inviati, in questo caso da Ciccio Triolo. Ad esempio sul mercato c'è la situazione di Sasan Monaco, che sembrava dovesse andare al Messina, ma c'è una situazione particolare, come al solito, purtroppo va detto, nella società messinese. Si attende di conoscere cosa accadrà appunto a livello societario, perché appunto Roma non ha firmato perché non ha avuto garanzie di operabilità sul mercato e attende risposte da AAD Invest, cioè Sissé, che poi contrariamente a quanto detto da Alaimo, che è il nuovo presidente, non è ancora venuto a Messina, per cui questa è la situazione in questo momento in casa Messina, con Frisenna, Re, Rizzo, Blumamona, Ortisi e Petrungaro che sono rimasti a casa per la partita di domani in casa del Taranto, ma sul campo neutro a porte chiuse di Francavilla Fontana, per cui insomma è una partita comunque molto importante per il Messina, a cui si arriva in una situazione ancora parecchio difficile, tanto che non è facilissimo, come ci ha detto sempre Francesco Triolo, ipotizzare quello che può essere un 11 di partenza, perché fino a stamattina abbiamo tolto giocatori perché sembravano destinati ad altre piazze. Se noi lo vediamo, abbiamo messo ad esempio Anatriello, che è un altro giocatore che invece sembra molto vicino ad andare via, cioè a Trapani, ma per il momento ancora c'è. Fino alle 11:30, quando abbiamo fatto gli ultimi controlli, era ancora a disposizione di Modica, per cui questa è la situazione per quanto riguarda il Messina. Prima di andare invece a parlare del Trapani, mentre vediamo il 4-3-3 possibile della partita di Francavilla Fontana fra il Taranto e il Messina di domani pomeriggio, io volevo tornare da Anna per altre domande per i nostri ospiti. Sono rimasti solo Ermanno e Carlo, anzi senza solo, Ermanno e Carlo. Domanda da Peppe Catanista. Una domanda: sapete se Pastore è stato scelto da Grella o se è stato suggerito dal DS attuale, se in passato già avevano avuto collaborazioni anche con Toscano? E ancora, messaggio da chi ci sta seguendo da Siracusa: speriamo che il Catania e il Siracusa domani vincano. Catania in B, Siracusa in C. Complimenti, siete degli ottimi giornalisti, complimenti ad Anna, sei una bellissima ragazza. E ancora, messaggio da Salvo Curva Nord: buonasera a tutti, il signor Grella quando farà una conferenza stampa per spiegare un po' di cose? Allora, quando farà una conferenza stampa l'amministratore delegato, anche vicepresidente del Catania, non lo sappiamo, onestamente non è nei programmi in questo momento, vedremo se deciderà di parlare, insomma, ma credo probabilmente dopo il mercato. L'anno scorso l'ha fatta, ad esempio, dopo il mercato di riparazione. Vedremo che cosa succederà. Le altre immagini le altre domande, scusate. Pastore scelto dalla dirigenza da Grella, insomma, questa è lo vediamo anche in queste immagini, che sono proprio le prime immagini di lui all'allenamento, proprio l'ultimo, quello di fine d'anno del Catania aperto alla stampa, con il protagonista del mercato in questo momento, rosso-azzurro. Tanti auguri come sempre li facciamo a Daniele Faggiano, chiaramente lo facciamo sempre per il compleanno, ma non solo, chiaramente in una giornata importante per lui come questa. E poi andiamo invece, l'altra domanda non me la ricordo più, qual era, Anna? Siracusa, gli amici di Siracusa, ecco. Speriamo che il Catania e il Siracusa Ce lo vincano. auguriamo. Ce lo auguriamo, questa risponde Carlo, ce lo auguriamo tanto. Per fortuna che ha detto che noi siamo bravi giornalisti, hanno una bella ragazza, il contrario sarebbe stato un po' più brutto da sopportare. Andiamo a vedere il Trapani. Allora, vi faccio vedere le immagini, ovviamente l'ultima partita del Trapani, anche in questo caso Franco Cammarasana, che ringrazio sempre, insieme a Francesco Triolo, che ci dà qualche notizia di mercato. Fall e Karic che vanno alla Virtus Entella. Di Karic si era parlato anche in funzione Catania, ricordiamoci che
Karic che il Catania chiaramente prima deve cedere, e dunque quando avrà le possibilità poi si proietterà sul mercato. Bisogna vedere se i giocatori che cerca il Catania poi chiaramente saranno disponibili in quel momento, mentre dal Messina potrebbe arrivare, come ha detto Anatriello. In uscita ci sarebbero anche il portiere Secoli, il difensore Martina, il centrocampista Carraro, persino l'attaccante Canutè, una vera e propria rivoluzione addirittura che potrebbe esserci in casa Trapani per il presidente, che aveva detto, lo ricordiamo Antonino, a inizio campionato, che puntava al primo posto. Insomma, fino ad ora la classifica non dice certamente questo. Probabile formazione per quanto riguarda il Trapani, che andiamo a vedere grazie alla nostra regia, con Lescano lì davanti con un 3-4-3. Ovviamente la partita è Trapani-Crotone, partita molto importante, domenica alle ore 15 al Provinciale, con questo 3-4-3 disegnato da Capuano, che parlerà nella giornata di domani. Così come domani parlerà anche Toscano. Andiamo a vedere quella che è la probabile del Catania. Anche in questo caso noi un po' di cuore gli abbiamo dato un'opportunità nuovamente ad Andrea. Non so se sarà così, ma c'è questa opportunità, perché chiaramente bisogna capire anche quello che succede a centrocampo, dove Jimenez sembrerebbe impredicato di non giocare. Non è ancora detto che non ci sia in questa partita, ma dovrebbe giocare Verna al suo posto. Lì davanti, nel caso non fosse 1-2 ma 2-1, stoppa Carpani con Inglese alle spalle, oppure chiaramente nel caso di recupero in extremis di Jimenez per riuscire a mettere. Poi la difesa è quella, chiaramente, e lì a destra più possibilità per Raimo, direi meno possibilità per i giocatori che sono entrati nell'ultima parte della partita con il Benevento. Ecco, questa però è di Benevento l'unica bella, diciamo, notizia è stato il rientro di Di Tacchio. È vero, Quindi, che è un'alternativa. Secondo me potrebbe essere sicuramente non un'alternativa a partita in corso, non dall'inizio, però a partita in corso che è un'alternativa lì al centro, anche perché bisognerebbe scegliere appunto eventualmente fra lui e Verna. Bisogna vedere quanto Di Tacchio ha di minutaggio per riuscire a rendere almeno per un tempo prima eventualmente di essere sostituito. Formazione eventuale della Juve, andiamo a vedere con questo 4-2-3-1, in questo caso anche attraverso la collaborazione del collega che prima ci ha dato le ultime, l'abbiamo immaginata in questo modo, con Luis Semedo lì davanti, con Afenaghian che parte da sinistra, e con Guerra in questo momento alle spalle, non essendoci Bacca. Poi lì questa è l'idea che abbiamo pensato per la Juventus. Non so se, Anna, ci sono altre domande per gli ospiti, studio. Nessuna domanda, per cui noi, allora, a questo punto, visto che sono andato da te, non ci sono domande, ne approfitto per salutarti e per ringraziarti, per darti l'appuntamento alla prossima settimana, perché noi ogni venerdì siamo qui. Grazie Anna. Ciao Marco, grazie a te. E allora chiudiamo, dopo aver salutato Anna, chiudiamo invece con gli arbitri della partita del Massimino. Come al solito li vediamo in grafica, con Drigo di Portogruaro, che è l'arbitro, gli assistenti Pelosi di Ercolano, Sbardella di Belluno e poi Mucera di Palermo, che è il quarto ufficiale della partita fra Catania e Juventus Next Gen. Abbiamo detto tutto? Forse non lo so, ma intanto ci fermiamo di sicuro. Carlo Breve, grazie per essere stato sempre con noi. Grazie, buon pomeriggio. Marco. Buon pomeriggio a tutti. Ermanno, grazie sempre. Ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a voi dell'invito, a venerdì prossimo. Va bene. Grazie a voi invece di essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento con Diretta Stadio domenica per raccontare Catania Juventus Next Gen, le solite 3 ore insieme, con il commento con Angelo Pataneo, con Carlo Breve, poi le interviste a fine gara, e poi lunedì ricordiamo come sempre anteprima corner e la partita in registrata che mandiamo subito dopo corner. Noi con Preview ritorniamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!